Radio Libertà. Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. Buongiorno a tutti fan di Radio Libertà, io sono come sempre Vittorio Le Donne e siamo su Crossroads, pronti per questa seconda puntata di questo nuovo fantastico programma. E oggi iniziamo immediatamente con un pezzo jazz misto medio orientale, quindi andiamo con Waiting for the Dawn.
Eccoci qua, tornati con Waiting for the Dawn di Yas Ahmed. Cosa dire? Beh, di questa ragazza che riesce a creare qualcosa di veramente sublime. Cioè un genere come il jazz, che di per sé è già di suo molto elegante, molto tecnico da eseguire, quando c'è un'aggiunta di questi elementi incredibili, che vengono che fanno sentire le origini molto forti di questa ragazza del Bahrain, che quindi aggiunge tutte queste influenze sia arabe e anche in parte persiane nella sua musica, riesce a creare veramente una magia. Poi oltretutto una ragazza molto giovane, sta di per sé di base a Londra, e come detto di origini del Bahrain, ma dentro in tutto l'album, oltre che in questa canzone, fa trasparire quella che è la grande influenza orientale che c'è che riesce a esprimere una che viene preso da quella che poi è la cultura e la vita del suo popolo, quindi si parla di per sé di prendere ispirazioni da poesie, da racconti storici e soprattutto da quello che è grandissima tradizione, soprattutto per quello che riguarda la parte ritmica, quindi da fiati, oltre ai fiati anche i tamburi e così via. E si viene a creare questo grandissimo miscela di influenze che riescono a creare qualcosa davvero di magico. Ed è un qualcosa che un po' sta avvenendo nel jazz moderno, cioè sempre più aperto alle contaminazioni, sempre una minor presa verso quello che è il purismo che può essere del jazz, dei primi jazz, insomma di quelli più storici, degli artisti più storici, e che si apre alle contaminazioni, non solo quindi dalla fusion in poi, ma soprattutto ora sta portando un nuovo, un'evoluzione del genere che veramente è quasi senza precedenti nella storia di questo genere, perché apre a dei mondi che si uniscono, che si fondono e creano davvero qualcosa di magico. E lo vediamo qui benissimo, tranquillamente. Qui è un'unione di musica popolare con quella della jazz e della fusion di per sé, che racconta appunto delle radici antiche di una terra, e questo secondo me è la cosa più bella che può far raccontare la musica, perché la musica va a prendere quello che è l'anima di un popolo. Lo si vede in tantissimi generi, come può essere nell'anima africana che c'è nel blues, oppure nei nostri canti di musica popolare. Quindi
racconto della storia di popoli che si sono succeduti, e la musica è sempre stato un grande mezzo di comunicazione per questi popoli, di portare avanti le loro tradizioni. Ed è bello vedere finalmente un ritorno dopo tanti anni in cui la musica era ehm, essenzialmente un intrattenimento, un qualcosa da ascoltarsi in macchina mentre si era in viaggio, così via, ecco. Si sta ritornando, secondo il mio modesto parere, a un ritorno alla musi al all'anima popolare che c'è dietro la musica. Ehm, In tanti paesi si sta riscoprendo, c'è sempre una maggiore attenzione alla ricerca, da questo punto di vista, di elementi che possano riscoprire un passato ehm, musicale veramente importante, che quindi riscopre anche una certa, come possiamo definirla, una certa animismo che può venire da questa musica, ritmiche, balli anche tradizionali annessi che ci sono soprattutto in questi generi orientali, che ti portano a riscoprire un passato veramente incredibile, che è collegato alla nostra storia. Ecco, per questo ho voluto portare questo primo brano che secondo me rappresenta in pieno quest'unione tra elementi di un genere ehm, molto bello e anche con una storia parecchio lunga, unito, e in cui si crea questa unione con quelle che sono le radici musicali di questa ragazza, appunto quelle del Bahrain, quindi sia arabiche che persiane, e che portano alla formazione di qualcosa, alla creazione di qualcosa che è veramente, veramente incredibile e che dà una nuova linfa al genere. E sempre ricollegandoci ehm, a quelle che sono riprendere la cultura e le tradizioni, dato che ne approfitto anche per sfoggiarne la maglietta, la prossima canzone avremo i nostri autoctoni Furor Gallico da Milano, con il pezzo viene dal loro ultimo album, Future to Come. Shall gather around the fire in this winter night, recalling tales of old times, our thoughts soaring high to the sky. Our memory from there as we sing to the night, our voices rise to the sky. Gathered now we sing together, united and we stand. We shall stand once again. Our voices rise into the sky to sing our memories for the future.
calm our soul, leave the heart. Voices as one breath, feel the void. Oh, memories live on, and our legacy still goes on as we sing it to the sky. Oh, memories move on as we sing as one. Our legacy still goes on. We have gathered now and sing together, united we stand. We shall stand once again. Our voices rise into the sky to sing our memories for the future to come. Side by side we stand and sing together, together as one. Our anthem rises strong, our fire burning bright and high, to light our way for the future to come. Eccoci qui tornati con i Furor Gallico con Future to Come. Beh, cosa dire di questa band che è un pilastro italiano della musica che unisce il death metal melodico e il folk e il pagan metal, dei generi incredibili e che in questa band riescono a rappresentare perfettamente la storia antica di questa terra. Prende appieno dalle storie di racconti dei Galli, dei Celti, e le trasporta nella loro musica, qualcosa che è veramente legato alla storia ancestrale di queste terre. E non a caso comunque, oltre ad utilizzare diversi strumenti etnici che permettono di rappresentare al meglio i generi folk metal e pagan, in questo caso comunque una canzone, una ballad, quindi molto più leggera come sound rispetto a quello che poi è il resto dell'album, che però ha una tematica sia in questa canzone che si augura che comunque in un futuro la gente di queste terre, quindi dei Galli, dei Celti che hanno abitato queste terre, possano trovare, autoimmedesimandosi, possano trovare la libertà da chi ha cercato di sottrargli le loro terre e togliergli la loro tradizione, i loro dei. Ed è qui che comunque si capisce il lavoro incredibile che fa questa band da ormai sono attivi loro da circa il 2007, quindi un buon 18 anni, di portare avanti quella che è la tradizione più forte qui che c'è in queste terre lombarde, essendo loro divisi tra Milano e Monza come origini, oltre ad aver portato, loro cantano sia in italiano che in inglese, qualche canzone anche in dialetto sia milanese che brianzolo. E appunto il tema centrale molto forte che c'è in questo album, che è un concept, quindi si va a parlare insomma attorno alla conquista che i Romani fecero dei territori della Gallia Cisalpina, e i brani vengono presi da un punto di vista di questi Celti che stanno vedendo l'invasione da parte dei loro territori da parte dei Romani, e questo è
e loro e che si augurano un giorno di poter scacciare l'invasore che ha invaso le loro terre e di poter vivere liberi in un futuro. Infatti l'album prende il nome appunto da questo titolo, questa è la title track, appunto Future to Come. E questo dimostra comunque l'abilità di questa band di, oltre di una grande scrittura, per cui i testi risultano sempre uno dei punti di forza, raccontando storie e avvenimenti storici e mitologici della cultura celta e appunto e Galla in Italia. Potrei citarne altri, ad esempio dal primo album omonimo Furor Gallico, canzoni come La Caccia Morta o Banshee, che richiamano appunto alla spiritualità, ai culti religiosi che venivano praticati in quello che era i territori dell'attuale Nord Italia in quell'epoca. Quindi si parla molto di spiritualismo, di sciamanesimo in senso largo, quindi tradizioni antiche che comunque sono sopravvissute anche dopo, diciamo, anche dopo sia i romani che la cristianizzazione, attraverso la cultura popolare, vecchie tradizioni. E quindi loro si fanno un po' tramite, attraverso la musica, di portare avanti questa visione della loro terra. Appunto loro raccontano, sono lombardi e raccontano nella loro canzoni quella che è la storia, i miti e le leggende della loro terra. Ed è questo qui è un grandissimo punto di forza, e soprattutto per una band che ci crede molto in quello che fa. Posso insomma testimoniarlo in prima persona, essendo andato più volte ai loro concerti, e soprattutto quello dell'anno scorso, dato che mancavano da un po' di tempo per live per alcuni problemi del cantante alle corde vocali, ecco. Vedere la passione che ci mettono in quello che stanno facendo. Ricordo quando dal pubblico abbiamo iniziato a cantare quella che forse la loro canzone più famosa nella loro discografia, che vi consiglio ovviamente di ascoltare perché è bellissima, ovvero Canto d'inverno. E vedere la reazione del pubblico che cantava con loro, e l'emozione che le ha provocato vedere il cantante e i membri della band con le lacrime agli occhi dopo tanti 2 o 3 anni di assenza dai live, e vederli così emozionati, e comunque vedere che questi ragazzi ci tengono a quello che fanno, e raccontano esattamente come con la canzone di Yas Ahmed prima, quello che è la loro storia e la loro cultura. E questo qui è un valore fondamentale della musica, che per tanti anni è stato un vicolo di cultura, di tradizione, di un'importante ritualità, che è quella del creare legami con le persone più prossime, cui possono essere una famiglia o un gruppo di persone che vivono insieme. Per cui questo era un modo anche per rendere omaggio a questa visione della musica che riporta anche dei valori antichi e importanti. Io ho deciso di portare questi 2 pezzi in questo blocco iniziale. Ora la regia mi dice che è arrivato il momento della pausa, e quindi ci vediamo tra poco dopo la pausa con il prossimo incredibile pezzo. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile.
ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ed eccoci qua tornati sempre su Crossroads. Ed ora, per aggiungere anche un po' una nota chic con il prossimo pezzo, andiamo a fare qualcosa che sicuramente il mio collega Marco Rubeo apprezzerà molto, quindi andiamo con il prossimo pezzo di Neil Francis, Broken Glass. Show me how you want me to love. In my hands up above. Drop me down, I'm never enough. What you done to me, what I did to you. And if you tell me to, broken glass. And if you tell me I feel like plastic, I'm out and cast it.
Once you've used me up, you can throw me out. There's the door. And if you tell me to, if you tell me to, I'll walk on broken glass. I'll walk on broken glass. If you tell me to, I'll walk on broken glass. If you tell me. Eccoci qui ritornati con questo pezzo molto anni 70, molto old style, un po' per arrivare un po' ai Rolling Stone o a David Bowie, per quelle che sono le ispirazioni a questo. È un pezzo che ci tenevo particolarmente anche a portare, anche perché è nato la genesi di questo pezzo viene da una jam session con il batterista Michael Schumann, che è anche il batterista della mia band preferita, i Queens of the Stone Age. E questo è un pochettino è un pezzo che da regine dell'età della pietra, perché riporta molto indietro degli stili di rock classico, di musica anche dance, di pop, ed è incentrato tantissimo su quello che è il tema della relazione, il tema del desiderio che ci può essere in una coppia, e anche su dei rapporti, diciamo, un tantino disfunzionali che possono nascere in una coppia. Questo è un pezzo che comunque rispetta una tradizione rock anni 60 e 70, e ed è un modo anche per omaggiare i grandi di quell'epoca e per richiamarsi a quelle figure che hanno fatto i grandi rock. E adesso, per non perdere ulteriore tempo, perché siamo abbastanza corti nelle tempistiche da qui alla fine, direi subito di andare con il prossimo pezzo, quindi andiamo nell'animo un po' più metal, quello che un po' più che piace di più a me, con la prossima band, cioè i Fallen Angel, con la canzone Fallen Angel dei Lucifer. I am free at last. My nights has
Eccoci qua, tornati con i fantastici Lucifer con la canzone Fallen Angel. Questa canzone che è veramente sembra partorita proprio dal Tony Iommi e dai Black Sabbath, per quanto sia ispirata all'hard rock e al doom degli anni di inizio anni 70. Una scelta comunque coraggiosa per una band tedesca, quindi legate ad altri tipi di cultura musicale, quale può essere quella elettronica o comunque dell'industrial, ovviamente con gli immortali Rammstein, che sono un po' il prodotto di esportazione musicale più famoso del paese teutonico. E quindi qui si gioca molto più su un hard rock e un doom molto anglosassone come ispirazione, molto sabbattiano, e da grande fan per me i Black Sabbath sono un po' una religione, quindi quando sento qualcosa di sabbattiano è sempre di mio interesse, lo ascolto sempre volentieri, per questo ho deciso di portarlo qui oggi. È interessante anche quello che è, insomma, il tema centrale della canzone è un po' del mood dei Lucifer, questa visione che è un po' figlia della cultura del rock and roll, quindi della ribellione, del desiderio, di quello che può essere una vita vissuta al 100%, quindi prendendo ispirazione anche dalle figure bibliche che in determinato contesto possono risultare negative, appunto come quello dell'angelo Lucifero. In un altro contesto vengono utilizzate per essere una metafora appunto del senso di ribellione che appartiene a chi prende come modello e come stile di vita la cultura rock, quindi una vita vissuta al massimo, senza freni, insomma quello che è lo spirito vero degli anni 60 e 70 del rock and roll, quindi una determinata mentalità che si ricade poi anche nella musica, quindi utilizzando queste figure retoriche per raccontare quello che vuole essere un desiderio di libertà, perché il rock and roll non è altro che questo, cioè che il più grande desiderio di libertà è nato con giovani ragazzi che volevano evadere dalla loro vita, magari dalla vita di fabbrica o da quella troppo abbottonata delle loro famiglie, e poter vivere la vita al 100% senza avere senza guardarsi indietro, e soprattutto vivendo ogni giorno come se fosse l'ultimo. E questo qui si sente molto, questa influenza degli anni 60 e 70 in questa band, che prende soprattutto, come dicevo prima, dai Black Sabbath, anche per questo sound un po' più basso della chitarra e quindi molto un po' più cavernoso, che dilatato, che è insomma il classico timbro stilistico di Tony Iommi, e che ha fatto scuola e che ha generato un sacco di sottogeneri e un sacco di adulatori che lo vedono i Black Sabbath come sottoscritto, quasi come delle divinità a cui imitare, a cui prendere spunto e imitare. Quindi questo è un po' il contesto, diciamo, in cui questa band prende spunto. Quindi direi che siamo quasi arrivati alla linea del traguardo, però manca l'ultimo pezzo, quindi andiamo ad annunciare quello che un po' mi sono dimenticato di fare la settimana scorsa. L'ultimo pezzo, diciamo, è quello speciale, quello che rappresenta la vera anima del programma, che unisce più generi e che crea quella che è la magia del pezzo che dà il nome a quella trasmissione. Quindi andiamo con il pezzo Crossroads con Tyler, The Creator, con Noid.
Things feel out of order. Look around, I'm not sure. Paranoia, no. Feel it in my aura. Living between cameras and recorders. These but can't afford ya, no. Kumbela pani mapanga uyene na kukandi ulemu. Nifuba ine sinifuna vokamba kamba. Vokamba kamba vileta pamulomo. Someone's keeping watch. I feel them on my shoulder. I can't even buy a home in private. Home invasions got my brothers dying. Notice every car that's driving by. I think my neighbors want me dead. I got a cannon underneath the bed. Triple checking if I lock the door. I know every creek that's in the floor. Motherfucker, I'm paranoid. I loop around the block. Eyes glued to the rear view. Rather double back than regret hearing pew pew. Never trust a bitch. If you good, they could trap you. So just strap it up. But they fuck around and strap you. Bitch. Kumbela pani mapanga uyene na kukandi ulemu. Nifuba ine sinifuna vokamba kamba. Vokamba kamba vileta pamulomo. Someone's keeping watch. I feel them in my shadow. Someone's keeping watch. Someone's keeping watch. Don't trust these people out here, please. Whatever you do, keep to yourself. Keep your business to yourself. Don't even trust these motherfucking accountants because they will try to get over on you, okay? Please, because I don't want to have to fuck nobody up. I promise to God. This is so good. Watch your surroundings. Okay. Yeah. No cameras out, please. I wanna eat in peace. Don't wanna take pictures with you niggas or bitches. Nervous system is shook way before 19. LA will do that to you. Where you from, nigga? Who you? Satellite screenshots, paparazzi, NBA, privacy. Yeah, right. I got a better shot in the NBA. Ain't no respect for nothing. Voice recording all discussions. Her, him, they, them, or anybody. I don't trust them, man. At all, some pray for my fall. Hearing clicks on the call. Niggas hacking for some rough drafts. Bitches looking for a buff bag. Wrist that for some jaw. Nah, you sing along, but you don't know me, nigga. No, never ever, not at all. Y'all niggas cross the line like fuck the stop sign. They wanna know where I close my eyes at. I keep my eyes wide. Don't got this shit cooked, Brody. Look, Brody, handshakes got me shook, Brody. Niggas want info about me. Read a book on me. Leave me alone. Left shoulder, right shoulder, left shoulder, look. Left shoulder, right shoulder, left shoulder, look. Left shoulder, right shoulder, left shoulder, look. What you want? Leave me alone. What you want? Leave me alone. What you want? Leave me alone. Signori e signori, siete stati nella mente, anche se abbastanza contorta, di Tyler, the Creator.
cosa dire di questo artista? È ormai una leggenda vivente del panorama hip hop e non solo americano, che ormai sempre di più sta spingendo sul pedale dell'innovatività e sta sperimentando come nessuno ha fatto nella storia dell'hip hop americano. Veramente anche qui nel suo ultimo album Chromacopia ha veramente svoltato e portato un sacco di generi, un sacco di influenze diverse, come parlavamo prima anche di tradizione, di legami culturali, che qui rispetta appieno anche con un campionamento di una band dello rock dello Zambia degli anni 70, Ngozi Family, da cui prende appunto il campionamento per questa canzone Noid e realizza qualcosa di veramente incredibile, dove Tyler, the Creator, apre le porte del suo io e del suo inconscio per far trasparire tutte le sue emozioni, tutte le sue paure in questa canzone, tutto quello che il suo sentirsi distaccato rispetto agli altri, è una scena mainstream di luci, fatti di luci, di Hollywood, di un sogno patinato che ti viene spacciato come la miglior vita possibile e che lui invece ribadisce non essere quella la cosa più adatta a lui, quindi parla anche di un certo senso della privacy che viene violato, della paranoia di quando arrivi a un certo livello, di sulla quello che può essere questioni anche della sicurezza, dello stalking che può venire da parte dei fan, ma anche che può essere del non fidarsi totalmente della propria agenzia, ad esempio, che vede come una gallina dalle uova d'oro da sfruttare. Ma Tyler è sempre stato diverso da tutti gli altri, non è mai stato inquadrabile in delle categorie, non è mai stato il tipico rapper americano, perché non lo rappresenta esteticamente, in quanto è lui stesso a definirsi un nerd, uno sfigato, e appunto quindi ha sempre rifiutato delle etichette in questi ultimi 2 album, anche perché in Igor, che è molto introspettivo, ma lì più su quello che riguarda i legami sentimentali, l'amore e tematiche del genere, qui invece si basa sulla sua persona, sul suo io, sul suo essere, sulla sua crescita individuale. E quindi in questo brano, in tutto l'album, un po' in generale, ci apre le porte della sua testa e ci fa capire tutte le sue ansie, i suoi pensieri e le sue paure. E ancora una volta fa un lavoro incredibile di una mente totalmente aperta, di un rifiuto della categorizzazione che molte volte diventa un limite nella musica, quindi inserisce dentro l'album di tutto, ci sono parti più funky, parti più dove prende anche del jazz, e si è completamente staccato da quello che era il tipo di artista che era dagli inizi, quindi dove era una figura strettamente ricollegabile all'hip hop e al rap, e invece adesso è totalmente un artista a 360 gradi che spazia in qualsiasi genere, non ha paura di fare quello che tutti i grandi artisti hanno sempre fatto a livello musicale, cioè sperimentare, cercare di creare sempre qualcosa di nuovo, dare vita alla propria creatività, perché è questo qui che rende, è veramente il sale della vita nella musica, la creatività, il voler sperimentare, non accontentarsi e non farsi etichettare e mettere dei paletti su quello che si è. Tyler non ha mai voluto essere questo, ha sempre cercato di sviluppare il proprio io e il suo individualismo. Questo qui lo ha reso probabilmente ad oggi uno degli artisti, se non l'artista più creativo che c'è al momento nella scena mainstream,
ed è anche una boccata d'aria fresca, perché è una scena che è sempre più legata a quello che è il mondo del solo business, del creare qualcosa di usa e getta. Tyler, the Creator, sta creando delle vere e proprie opere d'arte che resteranno probabilmente dopo di lui, come tantissimi grandi artisti del passato, anche dopo la sua morte. Quindi questo è veramente un artista che sta ridefinendo un genere che è che è un esempio per tanti su come si fa veramente oggi della musica di qualità a livello mainstream, e di come può essere un successo anche a livello commerciale, mostrando se stesso e mostrando la propria creatività. Ecco, e con questo purtroppo oggi abbiamo terminato qui. Come al solito spero che questa puntata di Crossroads vi sia piaciuta. Con ansia non vedo l'ora di darvi appuntamento a settimana prossima, sempre dalle 3:30 alle 4:30 per la puntata di Crossroads numero 3. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima. Avete ascoltato Crossroads. Stai ascoltando